Il rogo è divampato dalla canna fumaria del camino della cucina, estendendosi rapidamente al resto dell'abitazione. Tragedia all'Alba Santa Maria di Campagna, frazione di Cessalto, in una casa rurale in via Bidoggia, dove vivevano due anziani coniugi. È stato il marito, Graziano Dal Cortivo, 84 anni, ad essere svegliato da un botto poco dopo le 5 del mattino. Ha aperto la finestra ed ha visto il fumo che già usciva dal piano di sotto. Assieme alla moglie, Elena Zamuner, 81 anni, è uscito dall'abitazione nel cortile. Erano riusciti a mettersi in salvo entrambi, portando anche il cagnolino. È stato in quel momento però che la signora, vedendo che stavano per andare perduti tutti i ricordi della sua vita, è voluta rientrare per prendere almeno qualcuno degli oggetti più cari che da tanti anni custodiva con cura, un desiderio che purtroppo gli è stato fatale. Arrivata al primo piano, probabilmente si è sentita male a causa del fumo acre che ormai aveva invaso l'abitazione. È entrata in una camera sdraiandosi sul letto e lì l'hanno trovata ormai senza vita i vigili del fuoco. È Laura, una dei 4 figli della coppia, a raccontare il dramma. Mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto che mia mamma ha preso fuoco la casa e mia mamma era dentro. E basta. Mia mamma ha sempre fatto tutto per noi e 18 anni fa ha avuto un infarto e 4 anni fa ha fatto 5 angioplastiche. Mio papà non voleva che lei andasse dentro perché voleva andare a vedere dei ricordi e invece lei è andata dentro e lui non riusciva a prenderla perché sono tutti e due, lei 81 e lui 84 e lei ha voluto andare dentro e poi ha sentito un urlo e hanno detto che ha anche i capelli un po' bruciati. Poi la figlia scoppia in lacrime, confortata dai tanti parenti giunti in queste ore a portare cordoglio alla famiglia così duramente colpita. Anche i soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco sono arrivati con 7 mezzi e 20 operatori giunti con diverse squadre da Treviso, Motta di Livenza, Portogruaro e Conegliano. In via Bidoggia anche i sanitari del 118. Per Elena Zamuner purtroppo non c'è stato nulla da fare, una leggera intossicazione da fumo per il marito. Sul posto anche i carabinieri che ora coordinano le indagini sulla tragedia. La casa è andata praticamente distrutta. Dal camino della cucina le fiamme hanno avuto facile presa sul rivestimento in legno delle pareti e da lì si sono estese al resto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per spegnere il rogo, riuscendo ad impedire che l'incendio si propagasse anche all'abitazione decente.